Anche perché ho sempre modi delicati, per cui insomma, sono conosciuto per essere molto delicato, perché delicatamente semplicemente facciamo notare. Scherza Luigi Brugnaro, non è stato morbido nemmeno con il ministro Franceschini. Grandi navi e patrimonio culturale, queste le partite messe sul piatto dal primo cittadino al titolare dei beni culturali. In visita in città per l'inaugurazione delle nuove sale dell'ala palladiana dell'Accademia. È stata l'occasione per il ministro di ribadire la volontà di una maggiore collaborazione tra pubblico e comitati privati nella cultura. La grandezza, l'unicità, la vastità del patrimonio culturale, museale, archeologico italiano richiede per forza che ci sia una collaborazione tra risorse pubbliche che devono crescere e per fortuna stanno crescendo e risorse private, è così in tutto il mondo e quindi l'esempio di Venezia in cui la collaborazione pubblico-privato va avanti da molti decenni è un esempio di quelli che ci ha indicato la strada a livello nazionale e l'Art Bonus è importante per il vantaggio fiscale che dà alle imprese e ai cittadini ma è importante anche perché spinge le imprese, i singoli cittadini a dare qualche cosa per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del paese. Il sindaco invece ha fatto delle richieste ben precise a Franceschini, ribadendo la centralità delle persone. Mi sembra che anche da quello che ha detto, insomma, qualcosa si comincia a muovere, fiala a volta, insomma, dai, adesso ci vuole un po' di pazienza. Cosa prevede l'importante è portare a casa più che quello si dichiara, capito? Per cui vediamo cosa riesco a portare a casa. Noi dobbiamo immaginare un percorso di vita della città. Per troppo tempo si pensa che salvare i monumenti sia prioritario e si è dimenticato di salvare le persone e noi non riusciamo a dare posti di lavoro ai ragazzi. Allora benissimo perché è un'industria, è un'economia, la cultura, su questo ha perfettamente ragione il Ministro, ma anche sinceramente un po' tutti quelli che ci credono. Però se poi non abbiamo i soldi per vivere e la gente comincia a dover emigrare, o i ragazzi non hanno un futuro, io penso anche che questa sia un'altra altrettanto importante necessità e a Venezia la difenderemo, faremo una battaglia enorme su sta roba qua. A margine della cerimonia, i comitati No Grandi Navi hanno consegnato al ministro Franceschini un nuovo dossier sui danni prodotti dalle crociere alla laguna e alla città.